Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto al titolo, parleremo degli alveari di coscienza e qualcuno quando l'avrà letto si sarà chiesto che cosa sono. Ma adesso, prima di iniziare, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Hildegarde e al canale YouTube di Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gloriosi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera Hildegarde e Marietto Veneziano, coadiuvati da Minas, tengono un percorso esoterico, naturalmente tutto gratuito. In più, ogni sera, sempre nello stesso canale di YouTube, dove trovate il link sotto in descrizione, Hildegarde tiene una piccola meditazione per costruire un muro di fuoco in difesa dello stivale, quindi anche questo qui è gratis. Possono partecipare tutti quelli del gruppo dei Magici Arcieri Bertoldini, che sono praticamente dei maghi in erba. Bene, iniziamo un po' questa pillola e la prendo un po' da lontano per farvi capire cosa sono questi alveari di coscienza. Più o meno sto parlando del 2002, quindi quasi 18 anni fa. Un giorno, il vostro maestro, sapete che insegnava informatica, un giorno il suo direttore gli disse di andare nel suo ufficio a fare qualcosa col computer. Io entrai in questo ufficio, non c'era nessuno, c'era solo il computer del direttore e io. E a un certo punto il computer, cioè il monitor, cioè in realtà qualcuno incominciò a parlare nell'ufficio. Ma visto che c'ero solo io, mi guardai intorno e dissi: ma con chi cavolo sto parlando? Perché non riuscivo a vedere nessuno, ma c'era solo il computer che era acceso. Al che mi resi conto che la voce stava uscendo praticamente nella mia testa, ma proveniva dal monitor. Insomma, morale della favola, mi sono messo a parlare col monitor. In quel momento lì, sapete, il vostro Marietto, che è cristiano evangelico, appunto c'è scritto nell'Apocalisse che arriverà un tipo che marcherà tutte le persone col 666, e il Marietto veneziano aveva sempre pensato che si trattasse di computer, però non pensavo che fossero così avanti. E insomma il vostro Marietto si è messo a parlare con questo computer. Pensavo, al primo colpo ho pensato che questo computer avesse dentro un genio, nel senso che ci fosse un genio che poteva parlare ma che era incastrato dentro il monitor. Poi invece quello dall'altra parte mi spiegava che loro, cioè questo gruppo, questo team, riusciva praticamente tramite computer a leggere nel cervello di persone e a fargli sembrare che il computer parlasse. Anche il vostro Marietto allora non voleva credere a queste cose e pensava che era un genio. Allora ha spento il computer e anche il monitor e continuavano a parlare. È chiaro che il computer, tutti sanno che nel BIOS c'è una piccola batteria e quindi è sempre potenzialmente attivabile, ma nel monitor il vostro Marietto non sapeva e non sa se ci sono dentro delle possibilità di dargli energie. Comunque, morale della favola, la storia era molto semplice. Quel tipo dall'altra parte, che non so dove era, se era in Italia o in Svizzera o negli Stati Uniti o in Russia, mi diceva semplicemente che loro tramite le frequenze del monitor riuscivano a leggere le frequenze del cervello e praticamente fargli sembrare che qualcuno parlasse dentro di lui. Passa il tempo, il vostro Marietto era andato a indagare, cioè non credeva a queste cose qua, e prese del tempo il vostro Marietto per incominciare a cercare su internet se esistevano delle cose, e sto parlando del 2002-2003, se esistessero qualcosa, se fosse esistito qualcosa o esisteva qualcosa che avesse le stesse potenzialità. E infatti dopo qualche anno di ricerca trovo due cose un po' parallele. Il primo era un ingegnere che aveva scoperto che tramite le frequenze, abbassando le frequenze cerebrali, praticamente si riusciva a comunicare con le altre persone, quello che viene chiamata telepatia. E questo, spiegava questo ingegnere, si è sempre usato in India per gli operai che erano nelle foreste con gli elefanti per comunicare quando non c'era il cellulare. Loro usavano questa telepatia per poter spostare i tronchi con gli elefanti.
e lui l'aveva usato per istruire i suoi figli a scuola perché erano un po' asinotti questo sistema qui, e lo spiegava, faceva anche dei corsi e vendeva dei CD per abbassare le frequenze cerebrali e riuscire a farle entrare in sintonia con le altre persone. Insomma, cari amici, quello che viene chiamato l'attrazione, no? La legge dell'attrazione, in altre parole, non è altro che come si dice, un camuffamento della telepatia. E quindi il vostro magnetro incominciò a capire che la cosa era, come si dice, tangibile, cioè era fattibile. Poi a un certo punto andai a vedere, trovai così per caso un documentario di una prigione degli Stati Uniti degli anni 50, ripeto degli anni 50, dove c'erano dei prigionieri che a un certo punto si lamentavano, che soprattutto neri, si lamentavano che di notte continuavano a sentire delle voci nel cervello. E questo, come si suol dire, questo investigatore della TV incontrò un ex dipendente della CIA e questo più o meno negli anni 70-80, che gli portò una borsetta e dentro questa borsa, questa valigia, c'era una macchina che praticamente faceva da ponte radio e faceva pensare alle persone quello che chi aveva questa borsetta decideva. In altre parole era come un telefono senza fili che parlava nel cervello delle persone, e anche l'investigatore che aveva visto questa macchina era, come si dice, stupefatto, e questo ex agente segreto della CIA diceva: noi queste macchine ce le abbiamo dal 1950, cioè queste macchine che riescono a far pensare alle persone robe o pensieri. Fondamentalmente è coercizione mentale, solo che il mago lo fa con delle attrezzature, come si suol dire, magiche, diciamo così, e gli scienziati li hanno trasformati e trasmutati in macchine. Però la cosa era fattibile, quindi mi sono reso conto che quell'entità, quelle persone che erano dietro quel computer che mi parlavano, non stavano dicendo favole. Il problema è che per parlare con una persona ci vuole un'altra persona. Adesso noi stiamo vivendo un periodo, vedete, Osho diceva una bellissima frase, no? Diceva: non esiste la pace, ma esiste la preparazione alla guerra e la guerra. Cioè noi viviamo in un momento magico, soprattutto l'Occidente, in cui abbiamo vissuto un benessere stratosferico in confronto a miliardi di persone che magari non hanno la corrente, 800 milioni che non hanno un gabinetto in casa, e migliaia di donne ogni anno vengono uccise dai propri mariti perché vogliono il gabinetto in casa, e i mariti sono così limitati che non glielo vogliono dare e piuttosto ammazzano la moglie o la feriscono con gli acidi. E quindi noi viviamo in Occidente, ripeto, un periodo veramente magico, periodo veramente sopra le righe, e pensiamo che questo sia la normalità per gli altri 6 miliardi di persone. Nella realtà non è così, però c'è un però. Ritornando al discorso di Osho diceva semplicemente: quello che noi pensiamo che sia pace è una preparazione alla guerra, perché se noi guardiamo le varie ere, il mondo non è mai stato in pace, c'era un periodo di tranquillità confuso per pace, ma era una preparazione alla guerra, e poi c'era proprio una guerra che poi è stata la seconda guerra mondiale, la terza guerra mondiale e così via. Adesso il problema cos'è? Che la guerra si è trasportata, e la preparazione alla guerra si è trasportata nelle case con l'avvento dei social. I social sono stati dati per la maggior parte gratuiti, e però esiste sempre questa possibilità che molti non sanno, e che in casa, accendendo il cellulare o accendendo il computer, c'è da qualche altra parte del mondo, del planisfero, di questa boccia di acqua e terra, qualcuno che senza che voi ve ne rendiate conto vi può manipolare. E quindi questi vari social sono diventati degli alveari di coscienza. In altre parole, ogni volta che voi mettete dentro una fotografia, qualsiasi dato vostro, qualsiasi pensiero vostro, questo grandissimo idrovolo, questa grandissima aspirapolvere sta creando una coscienza collettiva. Ma attenzione, il marietto è sempre corso ai ripari, è sempre in prima linea con il legata. Già attivando certi circuiti di taglia legami vibrazionali, voi chiaramente vi mettete a riparo da certi problemi.
Comunque seguite sempre le pillole del vostro Marietto Veneziano, soprattutto quelle di radiestesia basic, che vi forniranno i vari strumenti per tagliare questi legami vibrazionali che esistono e plagiano il pensiero delle persone senza che esse se ne rendano conto. Bene cari amici, per oggi il vostro Marietto è finito qui, vi ringrazio di avermi seguito e vi chiedo di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano e venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!